forse era la cosa più importante. La registrazione è stata eseguita nel 1976 dal nostro maestro Dionisio Burranca assieme a questo cantore di San Luri che appunto era l'unico rimasto in vita di quelli che cantavano un tempo. Quindi è la registrazione proprio del San Missa cantada con le Launeddas, non è un'altra, è proprio quella. Dionisio Burranca aveva iniziato a suonare a contratto, i suonatori, sapete, non so se tutti lo sanno, ma stipulavano dei veri e propri contratti con i comitati dei giovani del paese per suonare i bar domenicali. Però spesso in questi contratti, e a lui è capitato questo a Villa Greca quando lui aveva 14 anni, c'era proprio scritto che doveva anche accompagnare i canti della messa. Per cui lui aveva fatto in tempo a conoscere questo modo di cantare, però ovviamente poi questa cosa è caduta in disuso completamente, però nel 76, grazie a un nostro socio onorario, ad Ireneo Matta di San Luri, che riunì i due componenti, e grazie a loro abbiamo l'unica registrazione di Missa in tono sardo a Launeddas e voce. Questo è il Kyrie ed è il primo canto del San Missa cantato.